E così, cari amici del Custodio della Memoria, anche noi siamo arrivati nei territori di Castelsardo. Eccola qua, la forma del pachiderma, la forma dell'elefante che tutti ammirano, spettacolare. Saavedra Bertunta, un masso che verosimilmente doveva essere rotolata da quel versante. Se non ricordo male dovrebbe esserci la catena montuosa E su questa meraviglia vulcanica, che ne ha visto tante tra intemperie e via dicendo, anche su questa meraviglia vulcanica i nostri antenati circa 5.000 anni fa avevano deciso di stabilire qua il loro piccolo cimitero per seppellire i cari. Qua infatti ci sono due Domus de Janas. Eccola qua l'inquadratura sul lato nord. Entreremo nella più importante. Una è quella, ok, e l'altra è più giù. L'altra è letteralmente più bella perché, come potete vedere, adesso vi faccio vedere l'ingresso qua, veramente molto ben rifinito, però al suo interno custodisce un'altra bellezza, e cioè che alle pareti sia di sinistra, ok, essa qua, guardate che meraviglia, che di destra, ok, guardate che meraviglia, grazie per le luci, ci sono delle incisioni, ecco, in questo caso voi la vedete alla grande, ok, io non vorrei mai finire le immagini, rimanere così per ore e ore e farvele vedere, ok, allora, quindi alla destra e alla sinistra dell'anticella, guardate che meraviglia, le incisioni della Domus de Janas di Castelsardo, guardate un po', è strepitoso, una cosa meravigliosa è che c'è un via vai di turisti che sicuramente sono attratti molto probabilmente più dalla roccia dell'elefante che dalla Domus, ma noi adesso diremo a tutti che qui dentro ci sono le Domus. Sto filmando anche Monica che mi sta aiutando con le luci. Ma sì, dai, ho deciso di entrare dentro. Bisogna fare le contorsioni perché è davvero piccola. Sulla destra sicuramente questa parte qua portava a un'altra cella, praticamente il classico schema a T. Questo sulla sinistra molto probabilmente è stato un atto del tempo o comunque un atto vandalico, non lo so, comunque non c'è, cioè praticamente qua era chiuso. Quello che volevo far vedere è la fattura meravigliosa dello stipite del portello, dell'ingresso, e vi faccio vedere anche da questa inquadratura le meravigliose incisioni. Guardate che meraviglia, straordinario, spettacolare, davvero spettacolare che una Domus così piccolina e, se vogliamo anche dai anonima, possa avere all'interno un gioiello così meraviglioso. Ok. Amici di Custodia della Memoria, un caro saluto da Castelsardo. Ciao a tutti!